La quinta corsa è il Challenge Roberto Andreighetti, è una prova per cavalli anziani di categoria B e C. Denver Joe contro Diamond Francis, il motivo della corsa, gli altri a quote decisamente più alte. La macchina che già inizia a muoversi. Con il numero 1 Falco dell'Est, VP dell'Annunziata, 2 Cuba del Duomo, René Legati, 3 Diamond Francis, Andrea Farolfi, 4 Denver Joe, Antonio Di Nardo, 5 Heart of Steel, Federico Esposito, 6 Brezza Ducras, Gennaro Riccio, 7 Cordobès, Vincenzo Luongo, 1,75 Denver Joe, 2,25 Diamond Francis. Queste le quote dei due favoriti della corsa, macchina che prende velocità. Partiti. Denver Joe fa parlare la sua proverbiale velocità iniziale, va al comando, al suo esterno Diamond Francis, la corda Falco dell'Est, poi ancora Cuba del Duomo, in seconda pariglia c'è Heart of Steel che precede alla retroguardia Cordobès, poi Brezza Ducras. 200 iniziali in 14,8 e Denver Joe, una volta presa la testa, prova a rallentare. Diamond Francis rimane accanto a Falco dell'Est. Cuba del Duomo è terza in corda con sempre accanto Heart of Steel dopo 400 metri in 30. Denver Joe prosegue in vantaggio a ritmo ora decisamente blando per la categoria e conclude la curva di sinistra con un parziale in 15,3. Denver Joe, Diamond Francis, Falco dell'Est. Sotto alle tribune si inizia ad accelerare con Denver Joe che accelera in progressione sotto il pungolo di Diamond Francis. C'è già una frazione in 14 qui sotto e Denver Joe continua in vantaggio. Diamond Francis è sempre all'esterno di Falco dell'Est, poi Cuba del Duomo e Heart of Steel, ancora Cordobès e Brezza Ducras, chilometro in 1,13 con un'altra frazione in 13,8 per la curva di destra. Denver Joe che allunga secco a palo lontano, viene via dal fondo Brezza Ducras che cerca di rifare il gruppo, retta opposta alle tribune in 13,6, parziali da Gran Premio, quelli scanditi da Denver Joe che prova ad andarsene da Diamond Francis che coraggiosamente ancora lì a un paio di lunghezze, ma Denver Joe ha margine importante all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, ancora un 14 e Denver Joe è in fuga per la vittoria. Denver Joe a 100 dal palo, Denver Joe che continua a vincere, risale le categorie. Denver Joe che porta a casa il successo, secondo è Diamond Francis, terzo Cordobès. 1:11,9 il ragguaglio cronometrico, l'ha chiuso ovviamente in sofferenza, ma c'era stato un parziale intermedio in 41 e la vittoria è netta sul palo per Denver Joe, Antonio Di Nardo in sidekeeper, Alessandro Gocciadoro al training, Francesco Licciardi alla proprietà del 7 anni da Southwind Frank.